È il mio onore di presidere stamattina sui 4 paper che avremo il piacere di sentire. Per cominciare vorrei presentarvi Francisco Appellanis, che ha un postdottorato all'Università di Parigi, ha fatto il dottorato all'Istituto Europeo di Firenze e ha pubblicato un libro en français, Pouvoir et finance en Méditerranée, le deuxième État mamelouk, le commerce et les épices, de 2009. Allora, sentiremo con piacere il suo paper. Grazie. Io parlerò in un inglese molto facile da seguire. So, this is an ongoing project, a work in progress. In the frame of this collective project I am part of in Paris, called Mediterranean Configurations. And what we do in this project is dealing with commercial litigation. And basically we explore how different people in the Mediterranean, Muslims, Jews, Christians, or people from different origins, went to court, and the knowledge of the legal systems they had, the knowledge of each other's legal systems, the ambiguous interpretation of legal texts and normative texts, how disputes were also arbitrated, and more generally we deal with legally relations in the Mediterranean. And our aim is basically providing a different interpretation of the idea of cross-cultural trade, this idea that in the Mediterranean we have these constant transactions, risky transactions between strangers, people belonging to different cultures and different legal systems. Well, we're trying to overcome this notion, as well as the other consolidated ideas, as for instance this idea that legal systems become the more and more Europeanized over time until the 19th century. Well, we don't see things that way, and we study commercial litigation in order to change these views. Today, I'm just going to say a few things about how the word was transformed into writing, how particularly, I will be referring to notarial acts, notary deeds, and the differences we found of the actors involved in these exchanges in the Mediterranean, found how Muslim notaries notarized, how the written document was used, and how it was preserved, and vice versa, how it happened among the Latin notaries, and how these differences really affected the way people had transactions with each other. So in this picture that comes from a very different background, from a Sicilian background, you can see together the Greek notaries, the Muslim or Saracen notaries, and the Latin notaries, like operating in the same context. This comes from an earlier period in Sicily, but it's a very powerful image. In order to explain what I'm going to say today, perhaps the best way is starting with a medieval vignette, with a small story that's told in a notarial deed in a Genoese document. And it's about, in the late 15th century, this is the story of a Genoese merchant who is in Genoa and go to his notary and tells him a story, has a deposition notarized. And he tells the story that he was living in North Africa for many years, in Bouzy, in what is today Algeria, and that he was striking business deals with many people, with Europeans, with Catalans, and that he had these businesses notarized by a Muslim notary. So he had Islamic contracts involving himself and some Catalans. And he goes on and tells the story that these Catalans owed him a lot of money. So they entered his house
and destroy the documents one night. And the problem of our Genoese merchant is expressed in the following terms. He says several times, he repeats this idea, that the Moors don't really keep the original copy of the contracts they drew up, okay? So they don't have registers. They give you the paper and off you go. And this is very surprising, and this is very strange for the Latin of the European mind, because you go to the notary precisely because he will keep a copy of the transaction in case something happens in the future. You can always rely on the notary's copy of the original contract. But this doesn't happen, it seems, among the Muslims, according to this merchant, okay? So they don't keep registers, they don't keep the originals. Let's focus a little bit on the differences. This is not about cataloging differences, but there are some very important differences in the way the two main notarial systems of the Mediterranean have functioned. So when you read about the Latin notariate that emerges very strongly at the end of the Middle Ages, everything is about the revival of the Roman law. So there's a strong link between the late medieval notary that emerges in Italy and in the Mediterranean European cities, and this Roman figure, the famous Tabellio, the ancient notary. And at some point in the late Middle Ages, they started to claim that their documents have public faith. Okay, so they are able to draw documents that can be used at court. The paper is valid because it has been produced by a public person by virtue of a legitimate power. I will get back to this. But the idea of public faith, it seems that it's a kind of late medieval invention by the Italian commentators of Roman law, that it was not like that in the Roman past. So the very idea that a paper is valid at court universally is a kind of late medieval invention and didn't really happen in Roman law. By the contrary, the Islamic notaries, the major accusation against the Islamic system of proof and evidence, and more particularly against the Islamic notariate, is that it's biased by some religious consideration, that it tries to keep a formalist, is biased by the religious formalism. What's that? Mainly two things, and this is the major problem in this research. This is somehow the elephant in the room here, that for the Muslims, it's God who knows the truth, not you and me. So the judge should not rely on papers, because a paper is a thing and it cheats the senses. So the judge should rely on witnessing, the oral witnessing by honorable people. This is by Muslims. Male Muslim witnesses is the proof by excellence, and the paper is something we just use to remind as a aide-mémoire. And the second formalist bias is the idea, well, both are to go hand in hand, okay? So the written document is not valid, and the proof by excellence is the Muslim that bear witness at court, okay? So the idea is that a paper, and particularly a paper produced by an infidel, is extremely problematic in order to show things, okay? And this is also very troublesome, because how on earth do you go to court if you cannot use a Christian witness against a Muslim? Precisely, you are dealing with Muslims, okay? So let's say that the religious biases of the Islamic law of proof and evidence were troublesome for doing business together in the Mediterranean. This is the thesis of important books like Quran's The Long Divergence. So it may seem also that
this Islamic system of, of notarizing contracts is not really something Islamic, something provoked by the religious principles of Islam, but it's something very similar to what historians of law have described for the Byzantine notaries. You had a contract with somebody notarized, but if you went to court, you need to bring it. So he orally provided witness that this contract really happened. And they didn't keep copies. At least this is what the image we have from some Justinian laws describing how the Byzantine notariate worked. So in a very way, extremely similar to the Islamic notary. So we have the idea is that we have the ancient past in both systems and not just in the European one, okay? Also, the Latin notary is invested by a legitimate power, by the Pope, but more often by the empire. And we are almost all of us concerned with this because we are dealing with most of us with notarial deeds produced by imperial notaries, Genoese or Venetian, everywhere in the Mediterranean. So the idea is that the notary is not a clerk or somebody that notarizes, but he is invested by a legitimate power, okay, particularly the emperor. And this emperor, this Roman emperor, has also jurisdiction over regions that are now controlled by Islamic powers. So we are now, for instance, yesterday, we have a new set of deeds published by Alexis Sopracasa in Constantinople, which is fine, but we can find imperial notaries operating in Damascus or in Alexandria or in the Black Sea, in places that are not really controlled by any Christian power, okay? So this is also another legal fiction. You know, the empire is very fictional in that the late Middle Ages, the Roman Empire, and particularly in places where Islam rules. So the idea is that also the Western notariate is based on a series of formalist conceptions and is based on a series of legal fictions, not only the Islamic one. By the contrary, the Islamic notary is not invested by any legitimate power. He is a good Muslim, period. He is just somebody who's recognized by a local judge. And that's it. So in the courts, they had a list of honorable people. And so the practice was a little bit much more complicated, but in theory, any honorable Muslim can notarize. And some of these witnesses, honorable people who can be used as witnesses in a given society, came to perform notarial services. So they just opened up shop in the markets and started to notarize for private customers. The Latin notaries, this is particularly obvious in Venice, but it was the same in Genoa. They have a curriculum controlled, sanctioned by the authorities. For instance, they pass exams. This is a very long process ending in the 16th century in Venice. So the state intervened in whether the notaries could be clerk, could be priests or not, should be notarial priests, notaries, or they should draw deeds in the More Veneto. A series of interventions of the state in taking care of the notarial curriculum. But the Islamic notaries were very different. They had to convince their fellow Muslims that they had a legal knowledge. So we have a lot of anecdotes of bad notaries, which are very different in the West and in the East. For instance, the complaints against the Muslim notaries are most of the time, and there's about how they blackmail their clients. They have the power to represent you at court because only a few honorable people is accepted at court. So you have to rely on the Muslim notary. But this is why he will ask you for gifts, for a series of
will try to blackmail you, or he will go at your place at the lunchtime in order to to be invited to eat. This is a very beautiful text by Ibn al-Khatib talking about the notaries of Al-Andalus, and he is always insisting in this idea that he uses his social power in order to blackmail their clients and to get things from them. But if you go, if you go to the western side, for instance, Giovanni Boccaccio, who was born and died in the very same dates that Ibn al-Khatib, he speaks, for instance, in the very first novel of the Decameron, Messer Ciappelletto is a corrupt notary, and his major crime is faking deeds. So in the West, it's more about faking the written document, and in the East, it's more about blackmailing their clients because you have the power to represent them before the judge. We have also fake documents in the Islamic lands as well. So the idea is that the Latin notarial deed is public, has public faith, and is legitimate and is valid at court throughout the Roman Empire, almost everywhere in Europe and also in the Eastern Mediterranean. Theoretically, this is the value of the Latin deed. The Islamic notarial deed, and this is the problem with our Genoese merchant, is different. You don't go anywhere with a piece of paper. You need the witnesses who were there when you did the contract, and the notary, which is a witness. And you need that these people certify orally at court that they were there. So you cannot just travel with the paper. You need the people who assisted to the production of the document. And this is more or less the picture we have for the late Byzantine notaries. And an extra problem is that when the paper becomes old and the witnesses and the notary who produced the paper are absent, are dead, or something that happens, they have lost honorability, they are not anymore in the list of the judge. This deed is no longer valid, okay? So it has to be certified, and the problem is that after a generation, these people is no longer there. So a very sophisticated procedure was put in place by the Muslims, which is completely different from this idea of the Latin notarial deed, which is valid because it was produced by a public notary invested by a legitimate power. So these changes, or these different views of the production and the using of the document, provoke very different attitudes towards preservation. So this is a very vexed question. The archival question, the issue of the archives. For instance, we know that we have this wonderful archival document, this wonderful notarial document archives in Venice or in Genoa, because, for instance, a testament needed to be sent, I think, the same day to the Cancelleria Inferiore in Venice. So there were strict procedures, and the Senate was regulating the preservation of the notarial casebooks and of the notarial deeds, as, for instance, the testament. This is very troublesome for the Islamic side. Papers had a very murky status. They were used all the time, of course, because we're dealing with very sophisticated societies here. But this society didn't really need to preserve them in the same way. So only these certified documents that were notarized in front of a
the so-called notary, and in front of two honorable witnesses, could be preserved, were worth preserving. And from time to time, the right holder could apply for a copy if he needed. So he went to court and he had his document delivered in form of a copy. But the idea is that there is no need for a casebook, for that the notary keeps a register with the original deeds, because when the witnesses will be no longer there, these papers are completely worthless. So we have a discussion going on that I call the Qemater debate. And the idea is very simple. Is many historians of Islam try to look for excuses to the problem that they don't have archives, while in Europe we do have archives. These certified copies of these certified documents, only a few documents were preserved by the judge, were put in this wooden box called Qemater. So the judge didn't need to preserve all the paper related to the judicial process, okay? All the inventories, reports, proof, correspondences. This was not really worth preserving. Only a few important documents were bound to last, and they were put in this box, in the Qemater. While in the European archives, the paper were valid, so the tendency was to keep the whole, particularly in judicial archives, to preserve the court proceedings as a whole. In Venice, we have series since the Middle Ages as the Judici di Petizione, and of course we have lost material due to some circumstances, but the idea was preserving the whole judicial file. For instance, when we have found an archive a notarial archive or a judicial archive in the Islamic lands, as it happened in the 70s with the Haram al-Sharif collection, everyone was very excited and said, look, the Muslims had archives. I mean, we were as sophisticated, as developed as the Westerners, and we had their own archives. The problem is that we have lost them because of practical circumstances. But in this debate about the existence or not of the Islamic archive, there is a new young voice, which is Christian Müller, who is now the big researcher on this Haram al-Sharif collection, and he realizes that it is not an archive. This is a collection of papers that was preserved because the judge who produced those documents was under investigation for corruption. So he was being inquired. This was not an archive. I mean, it was preserved for a very serious reason, because he was under investigation. So, and I'm reaching the end of my talk. These two approaches to the production and preservation of the notarial document, as we have seen for our Genoese merchant, was very problematic, okay? So how did people strike deals with people from other legal and religious backgrounds? How do you bring somebody to court, a Muslim to court, if you are a Christian, if you cannot testify against him, or if you cannot use your own documents that you are carrying with you, and vice versa? Well, I think that one of the answers to this problem, and this is something we should perhaps take collectively, as into consideration, is this migration of notaries. I think it's a very important phenomenon in world history. The idea that Genoa and Venice and other powers started to send notaries to places where they theoretically they had their own notarial traditions, or they shouldn't really be
legitimate, but we have, I'm just referring here to the notaries we have been publishing in the last decades. In Genoa, we have a lot on the Black Sea and the Eastern Mediterranean islands under Genoese rule. And in Venice, we have, of course, the notaries of Candia, etc. And since yesterday, we have also a new collection of notarial deeds produced in Constantinople by our colleague Alessio Sopracasa. So we have all these notarial productions. Even the Catalans, it seems that they send notaries to their base of operation in Cyprus. So this is one of the answers provided to this problem of how to support transactions, how to produce documents in a way compatible in order to support, the conflict resolution, etc. The second answer, and I'm referring to late medieval times, was provided by the Mamluks. The Mamluks were conscious that the legal system, the Qadi, the judge, had some biases that could be difficult in order to support these transactions. So they renewed a legal tradition called siyasa, which is something very old in Islamic legal thinking, and is related to the idea that not only judges can provide justice, but any Muslim has the duty to provide justice, and particularly the ruler, and that he can do that by applying a more expedient procedure, okay, without really respecting all the traditional procedures and implemented by the Qadi. So they started to bring mixed dealings, problems between Muslims and Franks, between locals and foreigners, to these courts, to the siyasa courts, where the judge was not a Qadi, was somebody called the Hajib, or in Italian called the Azzebo. So a very different kind of trial, and it's very interesting because the Venetian notaries operating in these countries entered those courts, okay, and helped the judge. So, for instance, you can see here is a deed where the notary has drawn a deed in the house of the Hajib, prope bancum iuris, in the court of this magistrate. Okay, so if the document is about how he helped the judge to get a deposition from a Frankish witness. So the idea is that, in this court's procedure and approaches to proof and evidence were much more flexible, and they opened some room for even the participation of Venetian notaries working there. This happened in a very similar way that we can see in this painting, which is not about a trial, but is very similar because we can see the Mamluk officer sitting in this bench and accompanied by two Qadis behind him. And we can imagine how the Christians, you can see, and the Muslim litigants presented, advanced their proof for the Hajib. We know this was exactly the same way this kind of mixed dealings were heard by the judge officer in Mamluk times. Okay, so the Venetian notaries tell us much about these trials, and we know that, for instance, and contrary to the procedure of the Qadi courts, written evidence was accepted by this, and also not necessarily notarized written evidence, but this Hajib also took a good look to correspondences and to papers in order to settle a verdict, okay? And of course, he accepted witnessing by non-Muslims. And in these courts, were different from the Sharia courts or the Qadi courts because the judge had more ample powers, as for instance, he could torture witnesses, something that the Qadi is not expected to do, okay?
uh, wherever. Let's say that this happened for 2 centuries in order to solve this problem of the different approaches to proof and evidence, and particularly to the written document, okay, and the written document produced by an FIDA. They transferred the trials to a different kind of courts. And this changed again under the Ottomans. And this is very interesting and is part of a very relevant part of what I'm doing now. In Ottoman times, we start to have judicial archives everywhere, okay? And this is very, this is consequence of a very different approach to this problem. It seems that the Ottoman judge kept court proceedings, and we start to have judicial archives since the very beginning, and that every piece of paper, not necessarily certified, was kept in these court proceedings, the so-called sigil. By the contrary, I forgot to say that, and this is very important. In the medieval system, if a paper is going to be used after several generations, it's a problem because the witnesses are dead, are not there. So the papers were that were put in this schemater were renewed again and again by new witnesses that knew the previous witnesses. So we have papers as the Act of Waqf of Saladin renewed until the 17th century. Again, each generation had to renew, saying that we knew the previous witnesses, that knew the previous witnesses, that knew the previous witnesses who were there when Saladin did this legal foundation. So it was very complicated. This was simplified under Ottoman times. Everything that was in the sigil was certified by the judge, was worth preserving. This finished with the old medieval notary, okay? So the notarial functions of the traditional notaries were obsolete because every paper, every contract was brought to the judge, notarized, and could be used. It was universally valid. And the court proceedings were kept so anyone could reopen a file or use every document that once was used by the judge at court. No further certification of documents was needed. Even after the death of the witnesses, the papers that had been certified by the Ottoman Qadi were valid. We have judicial archives. But at the same time, the Ottomans did away with the Mamluk innovations on mixed justice. They never used the Siyasa doctrine. They never used the same kind of commercial courts that were implemented everywhere in Syria and in Egypt. So everything went back to the Qadi, to the traditional judge, but at the same time, so they were much more conservative, but at the same time they had an opener attitude towards written evidence. How is that? And I'm finishing. The idea is that although the legal approach to proof and evidence by Islam is very suspicious of documents, they are important in order to support mixed dealings, okay? So merchants travel with papers, and they need these papers in order to prove things at court, okay? So in the treaties with the French, with the Italian republics, or even with the English, we find references to the idea that the Franks need to prove things by showing deeds, montrant écriture de la main, etc. So they cannot be overturned by Muslim witnesses like that. Okay, the traditional idea that the word of two Muslims overrides the value of a piece of paper, even a legal deed. I mean, this cannot be really used if you want to keep the mixed transactions going on. So we start to have this idea in the normative texts.
Okay, in this case is that the hujja, the instrument, the contract notarized by a qadi is valid, and francs can show this piece of paper and they can win the case. Okay, so we find complaints that the Turks are always advancing fake witnesses. So we Franks, we need to be enabled to prove things par contrat authentique. For instance, in this treaty with the Grand Duke of Tuscany, non occorrendo in tal caso testimonianza di persona, se ci fosse scrittura apparente. So we find this idea that the Ottomans said, okay, we respect the traditional jurisdiction of the Qadi and most of the legal procedure, but in cases related, in mixed cases, in cases involving one Muslim and one foreigner, it is very clear that the tendency is accepting the great indeed. This never happened in medieval times. In medieval times, we had to look for very different solutions. So we have Christians going to the Muslim notary, Muslims going to the Christian notary. Everything was, fixed in a very different way, and we had the intervention of this new theory, new tribunals where the Hajib is the judge and not the Qadi. But this happened in Ottoman times. So I don't have much to say as conclusions, honestly. The idea is that the practical ways people produce documents and notarize were heavily influenced by historical circumstances, and that it is worthless to, as many historians of Islam say, to flatten out differences and say, look, we have archives, and if we don't have them, it's because we have lost them in a fire. No, I mean, there's not necessarily. I mean, papers could be used widespread in the society without the need of having the same logics of production and preservation. And this idea that Mamluks and Ottomans and Christians dealt differently with this problem by sending their notaries or by implementing new courts or by changing some points of the procedure points to the idea that each society deals differently with their own legal traditions, is able to intervene in their own legal principles, and not necessarily in the same way, and not necessarily in a teleological way towards some more Europeanization or adoption of European principles in the contemporary age. Thank you very much for listening. Allora, grazie mille. Io personalmente sono molto grata di questa spiegazione molto chiara, perché tutti noi che abbiamo studiato questi archivi notarili dell'epoca Mamluk abbiamo confrontato questo problema di problemi fra mercanti islamici e mercanti europei. Benissimo, grazie mille. Adesso vi presento il secondo relatore, Ermanno Orlando, scritto fra i suoi libri Migrazioni mediterranee, un argomento di nostro giorno, credo, e Venezia e il mare nel Medioevo, e ora è ricercatore all'Università di Verona, e parlerà sulle basi normative dell'attività commerciale, le pattuizioni. Sì, grazie. Allora, uno dei capisaldi della politica economica veneziana era stato, sappiamo tutti, la predisposizione di una fitta rete di accordi e privilegi internazionali, o pacta, stipulati con i diversi partner mediterranei allo scopo di mantenere libere e sicure le vie di traffico e di garantire il commercio ai propri operatori impegnati nei mercati esteri. In questo modo i veneziani avevano potuto trafficare anche in terra straniera sotto la protezione di strutture giuridiche
capaci di assicurare loro ampi margini di intraprendenza e di autonomia. Alla base dei patti, infatti, vi erano alcune mutue concessioni specificatamente destinate a regolamentare l'esercizio della mercatura, a tutelare i diritti di viaggio e di scambio dei mercanti lagunari e ad incoraggiare la circolazione delle persone e delle merci. In sostanza, quindi, il mercante veneziano si muoveva all'interno di un sistema giuridico complesso, fondato sui patti, ma anche sulle consuetudini e sulle pratiche ordinarie, in parte un discorso che è appena venuto fuori con l'intervento di Francisco Appellaniz e il ruolo dei notai, ma che credo verrà ancora più illustrato nella relazione successiva di Alessio Sopracasa. Ecco, comunque un sistema giuridico complesso volto a favorire l'esercizio del commercio e ad infondere fiducia agli operatori, con conseguenze immediate in termini di operosità e intraprendenza. Alla base però rimanevano ovviamente i patti. Erano i patti a costituire, a Venezia ma non solo, il cardine dello ius homos mercatorum e del diritto internazionale dell'epoca. Ovviamente potete seguire quello che sto dicendo anche da PowerPoint. La loro efficacia si basava su un principio di natura consuetudinaria implicito e diffusamente riconosciuto anche in età medievale, mutuato dal diritto romano, anche se in letteratura questo sarà oggetto di studi e di approfondimenti, soprattutto in età moderna, cioè l'assioma pacta sunt servanda, cioè i patti devono essere rispettati. L'accordo, infatti, diretto a regolare i rapporti commerciali tra i due partner, una volta ratificato, vincolava i contraenti a rispettarne il dettato e ad osservarne i contenuti. Nel momento stesso in cui il patto andava a disciplinare i rapporti fra le parti, esso imponeva obblighi e concedeva diritti che i contraenti erano poi tenuti obbligatoriamente a rispettare, pena ovviamente l'estinzione dell'accordo. Ecco, quindi, vista la rilevanza e la diffusione dello strumento pattizio, brevemente qui io parlerò appunto di patti, mi è stato chiesto appunto di parlare dei patti, per delinearne la natura, le forme, i contenuti e l'efficacia. Con particolare attenzione il periodo che ho preso in considerazione è dalla caduta dell'impero latino d'Oriente, quindi 1261, sino alla caduta di Costantinopoli mani ottomane, 1453. Ovviamente, ecco, per ragioni di tempo, di spazio, qui darò soltanto le questioni generali, gli assiomi generali, mentre per le esemplificazioni e gli approfondimenti ci sarà poi il testo per gli atti. Vediamo quindi le procedure di formazione e la natura giuridica diplomatica dei patti. Il patto fondava sulla reciproca volontà dei contraenti di riconoscersi vicendevolmente una serie di privilegi e diritti di natura sia economica che giurisdizionale. L'obiettivo comune era quello di garantire il più possibile la libertà di mercato e agevolare la mobilità in situazioni di piena sicurezza o di sicurezza comunque degli operatori commerciali dei due partner stipulanti. Ecco, sebbene nel linguaggio giuridico veneziano il termine patto avesse una duplice valenza, comprendendo sia gli accordi bilaterali stipulati reciprocamente tra due Stati, cioè nell'accezione che oggi più comunemente è accettata, sia i privilegi accordati unilateralmente da una potenza concedente ad una richiedente, gli accordi commerciali conclusi da Venezia con i diversi partner mediterranei si configurano per lo più tutti come dichiarazioni unilaterali di volontà, dove la città compare costantemente nelle vesti del soggetto destinatario. Venezia, in qualità di parte postulante, formulava tutta una serie di richieste o capitoli. Lo Stato, tra virgolette, concedente, dopo averne vagliati contenuti e pertinenze, rispondeva punto per punto, approvando, rigettando o modificando la richiesta. L'insieme dei capitoli e delle risposte era raccolto in un documento solenne, chiamato appunto patto, concessione o privilegio, un documento aperto, eventualmente rinegoziabile,
che rappresentava la costituzione di base dello ius mercatorum veneziano, capace di garantire quei diritti e prerogative indispensabili per sostenere e consolidare l'egemonia commerciale lagunare nello spazio mediterraneo. Ecco, nel gioco delle parti era però sempre Venezia, quasi sempre Venezia per bocca dei suoi ambasciatori, a domandare, impetrare, porgere la petizione, presentare la requisizione. E ai sovrani stranieri invece aspettava accordare, concedere, dare praesens privilegium o confermare la convenzione. Non sfugge però il velo di finzione sotteso a questi patti, nel senso che la concessione unilaterale non aveva efficacia se considerata separatamente, mentre l'elemento decisivo di tali privilegi, al di là di ogni dissimulazione giuridica, era proprio l'incontro delle due volontà e la loro convergenza verso un'intesa comune. Per quanto camuffati, quindi, la sostanza rimaneva quella degli accordi bilaterali costitutivi di obblighi e privilegi reciproci, oltre che di conseguenze giuridiche vincolanti per entrambi. E a renderli tali era proprio il requisito inderogabile del consenso vicendevole, che poneva i contraenti su posizioni non più asimmetriche ma paritarie. Insomma, fatta la tara ad ogni finzione giuridica e ad ogni ambiguità formale, questi privilegi si configuravano né più né meno come veri e propri patti, frutto peraltro di negoziazioni e trattative preliminari, spesso molto accese, che li rendeva assai simili, quindi anche per questo verso, ai patti bilaterali comunemente intesi. Secondo prassi ben presto consolidate, il procedimento che portava alla stipulazione di un patto era scandito da diverse fasi, cioè la negoziazione, eventualmente la predisposizione di documenti interlocutori contenenti le manifestazioni di volontà dei contraenti, lo scambio, anche questo eventuale, per le necessarie approvazioni di queste scritture provvisorie, la ratifica, questa necessaria, con cui le parti esprimevano il reciproco consenso e si impegnavano a rispettare il dettato degli accordi, infine o contestualmente il preceptum, ossia l'obbligo fatto dalla parte concedente ai propri sottoposti di osservare i contenuti del patto, che è in qualche modo il primo momento effettivo di divulgazione delle intese raggiunte, ma anche strumento giuridico necessario per renderle esecutive. Infine, appunto, la redazione in forma solenne del testo degli accordi. Ogni patto era preceduto da una fase spesso lunga, complessa e concitata di trattative, di norma affidate da Venezia a propri ambasciatori o nunzi, insigniti di pieni poteri per la negoziazione. Gli inviati, tratti per lo più dalle file del patriziato lagunare, erano eletti in Senato o nel Maggior Consiglio. Quando la missione non era affidata ad un patrizio, la città era solita servirsi di personale interno qualificato, incardinato negli uffici comunali, in particolare notai di curia, con alle spalle, di solito, una lunga carriera di missioni diplomatiche e di ambascerie simili. In un caso o nell'altro, quindi sia che si trattasse di un patrizio, sia che si trattasse di un notaio di curia, l'ambasciatore designato si metteva in viaggio solo dopo aver ricevuto precise istruzioni dal Senato, sia orali che scritte, queste ultime raccolte in una commissione che compendiava in un testo unico tutte le disposizioni, informazioni e raccomandazioni impartite dal collegio, dal Senato appunto, per la buona riuscita della missione. Tra le informazioni ricevute, un posto di rilievo aveva l'aggiornamento sullo status delle relazioni con il partner cui si chiedeva la stipula o il rinnovo del pactum. Era anzi, cura abituale del Senato fornire il proprio ambasciatore di copie degli accordi contratti in precedenza, in modo tale che potesse agire sempre con cognizione di causa, potendo contare su riferimenti giuridici sicuri. Tanto più che spesso si trattava di rinnovare un patto, non di contrattarlo ex novo.
Come detto, l'ambasciatore eletto era insignito di pieni poteri e della facoltà di stringere accordi alle condizioni da lui ritenute più opportune. In realtà però i suoi margini di manovra erano largamente condizionati dalle istruzioni impartite dal Senato e soprattutto dalla commissione rilasciatagli al momento della partenza, dettagliati a tal punto da prevedere spesso soluzioni o suggerire comportamenti per ogni possibile replica, obiezione, osservazione, rilievo o contestazione avanzati dalla controparte. Solo nei casi non regolamentati dalla Commissione o dove questa risultasse carente, inadeguata o inappropriata, l'ambasciatore poteva far ricorso alla sua più ampia discrezionalità, un'evenienza ovviamente tutt'altro che remota, vista la difficoltà di prevedere in anticipo l'evoluzione di trattative spesso lunghe, incerte e molto nervose. La stessa Commissione stabiliva in ogni caso i limiti al di là dei quali non si poteva andare e dove neanche la discrezione e la buona volontà degli ambasciatori avrebbero potuto in qualche modo sopperire, cioè quel punto oltre il quale non c'era più spazio per la negoziazione e l'unica soluzione era lasciare il tavolo delle trattative minacciando ritorsioni e preannunciando le reazioni più violente. Una volta arrivato a destinazione e ottenuti i lasciapassare necessari, l'ambasciatore chiedeva di essere ricevuto dal signore del luogo per presentare le richieste veneziane. Il colloquio avveniva secondo protocolli complessi, sempre molto formalizzati. La liturgia, molto solenne, imponeva al rappresentante veneziano, in qualità di richiedente, di presentarsi al signore con saluti deferenti, nel rispetto delle parti e come forma di omaggio e ossequio verso il suo potere. L'etichetta voleva inoltre che l'ambasciatore si presentasse all'interlocutore recando dei doni. Le fonti, è l'unica esemplificazione, una delle poche che faccio in questo intervento, le fonti permettono, le fonti pattizie intendo, permettono in alcuni casi più fortunati di seguire le fasi più calde e intense dei colloqui. Un caso è appunto quello dell'ambasceria di Lorenzo Cappello e Santoveniere al Soldano d'Egitto del 1415. Si era trattato in quello, come in molti altri casi simili, di un gioco complesso e ritualizzato di convocazioni, discussioni, congedi e riconvocazioni. I due ambasciatori erano stati ricevuti con gli onori e le solennità di rito al Cairo, dove avevano esposto le loro richieste, per poi essere licenziati. Nel frattempo il sultano aveva valutato i capitoli presentati e li aveva discussi con i suoi giudici. Le risposte non erano arrivate che dopo una lunga, ma prevista e prevedibile, attesa ed erano state infine formalizzate nel patto sottoscritto il 15 di novembre. Una volta conclusi i negoziati, per rendere efficaci e vincolanti gli accordi presi, occorreva che il testo concordato durante le trattative fosse ratificato da entrambe le parti. La ratifica, che poteva anche essere tacita, aveva fini di autenticazione del testo e produceva quel consenso reciproco necessario per rendere esecutive le manifestazioni di volontà espresse nel patto. Di norma l'accordo si concludeva con la posizione della firma da parte del signore concedente, presso la cui corte si erano svolti i negoziati, veniva poi portato a conoscenza del comune veneziano per la necessaria controfirma. Come detto però, la ratifica veneziana poteva anche avvenire in forma tacita e quindi era del tutto implicita nel consenso espresso dagli ambasciatori lagunari nel momento di chiudere i negoziati e di ricevere il documento solenne che ne sanciva gli accordi presi. L'atto conclusivo di ogni trattativa, quando appunto andata a buon fine, era ovviamente l'emissione di un documento ufficiale. In quel caso il consenso si produceva contestualmente alla redazione dell'atto, variamente denominato privilegium, bolla d'oro, crisobolla o più semplicemente pactum. Assieme alla redazione in forma solenne del patto privilegio, la parte concedente emetteva un preceptum,
con cui faceva obbligo a tutti i propri funzionari, sottoposti e sudditi, di osservare fedelmente i capitoli sottoscritti. Il patto, infine, poteva contenere precisi riferimenti alle fonti di diritto suppletive o integrative per tutti i casi non adeguatamente disciplinati o non considerati nell'accordo. Di norma si rinviava ai trattati stipulati in precedenza tra le parti e ovviamente poi alle pratiche consuetudinarie. Vengo ai contenuti, qui ovviamente sarò molto breve. Il nucleo centrale di ogni patto era la concessione di un diritto fondamentale per Venezia, cioè la libertà di movimento e commercio in piena sicurezza. Si trattasse di Trebisonda, Costantinopoli o Alessandria, la prima garanzia richiesta dalla città era che i propri mercanti potessero frequentare liberamente le piazze straniere ed esercitare la mercatura al riparo da angherie, soprusi o limitazioni di sorta. La sicurezza significava fiducia e la fiducia, allora come ora, muoveva il mercato e alimentava l'intraprendenza veneziana. Per questo era la base di ogni richiesta e il presupposto iniziale di ogni trattativa. Va da sé che per non restare generico e lettera morta, questo privilegio aveva bisogno di essere sostanziato di diritti e concessioni specifiche, sino a fissare tutta una serie di benefici e prerogative particolari complessivamente presenti in tutti gli accordi. In tal senso il patto era costruito secondo una struttura abbastanza uniforme e consolidata, frutto di una politica pattizia incisiva e consapevole, capace di imporre ovunque standard condivisi e di uniformare i testi con la sua forza regolativa e omologante. Ecco, ovviamente non che la struttura sia sempre uguale in tutti i patti, però diciamo è abbastanza simile. In testa alle richieste avanzate da Venezia vi era pressoché ovunque la concessione di un quartiere, un fondaco o un terreno dove esercitare la mercatura in libertà e sicurezza, beneficiando delle necessarie garanzie giuridiche. Un ambiente dove il mercante potesse agire liberamente, tutelato dal diritto della madrepatria, oltre che dalle consuetudini, e con il favore assicuratogli dai privilegi e dalle esenzioni ottenute. Pur variabili nella morfologia e nelle dimensioni, questi spazi erano accomunati dall'ampia autonomia giuridica di cui godevano, che ne faceva degli universi particolari, soggetti ad un sistema di diritto esclusivo e sottoposti alla giurisdizione di un funzionario veneziano eletto direttamente dal comune lagunare. Questi insediamenti, infatti, pur trovandosi in terra straniera, erano regolati da principi solo in parte territoriali, risultando piuttosto subordinati ad una sorta di sovranità, diciamo, mista, condivisa. Quindi sorte di riserve spaziali dove l'autorità sovrana era limitata per statuto dai poteri concessi al funzionario veneziano, di solito un bailo o un console, e dove trovava applicazione un sistema di diritto particolare contraddistinto proprio da specifiche esenzioni dalla giurisdizione locale, soprattutto in materia di diritto civile e commerciale. Oltre a regolare lo statuto giuridico dei quartieri veneziani, i patti disciplinavano le controversie sorte tra veneziani e forestieri, individuando i tribunali di competenza e delineando il sistema di tutele giuridiche a protezione dei mercanti lagunari. In particolare, era sempre per mura della città richiedere, oltre alla concessione di un foro proprio, la specificazione di tribunali alternativi e o sostitutivi dove avviare eventuali vertenze giudiziali. Sempre a tutela dei commerci era fatto divieto pressoché dovunque nei patti di esercitare contro i mercanti lagunari diritto di rivalsa per responsabilità altrui o imporre altre forme di ritorsione per debiti o pendenze daziarie contratti da loro connazionali o applicare per gli stessi motivi rappresaglie contro la comunità veneziana. Il rettore tuttavia era tenuto a perseguire con fermezza il debitore veneziano insolvente in caso non fosse stato in grado di punire il colpevole
e risarcire alla vittima i danni procurati, di norma se ne doveva fare direttamente carico il comune lagunare. Non mancavano poi clausole per la salvaguardia dei carichi in caso di naufragio e contro il furto dei relitti marittimi, in seguito al quale alla perdita della nave si aggiungeva la sottrazione del carico. Altra fattispecie costantemente disciplinata nei patti era il caso di decesso, con o senza testamento, di mercanti veneziani in terra straniera, oltre a scongiurare l'applicazione indebita del diritto di albinaggio, per cui il signore del luogo rivendicava a sé i beni degli stranieri deceduti nel suo territorio. Queste clausole erano dirette a tutelare il patrimonio dello scomparso e ad ottenere il riconoscimento della validità giuridica del suo testamento, ovviamente quando presente, cioè sia in caso di naufragio e quindi recupero di beni, sia in caso di beni lasciati dal defunto, sia intestati che con testamento. Questi dovevano quindi essere consegnati o al console o bailo oppure a membri della comunità, e questi poi li avrebbero dati ai legittimi proprietari o ai legittimi successori o inviati a Venezia. Sporadica era la presenza di divieti espliciti ad esercitare la guerra di corsa, si trova in qualcuno, e di fornire sostegni e protezione ai corsari. In caso però di danni procurati da navi marcianti la corsa, i patti proibivano ritorsioni o rappresaglie private a danno di altri veneziani. Venendo poi ai contenuti più prettamente economici, il punto fermo di ogni trattato era la regolazione dei dazi di commercio e delle tariffe doganali. Per Venezia, infatti, era vitale, al fine di incentivare i traffici ed esercitare la mercatura nelle migliori condizioni possibili, contrattare con i partner mediterranei la riduzione o rimozione delle imposte sul mercato e di quelle di transito. L'obiettivo era di attenuare sensibilmente l'impatto dei dazi sulle proprie attività commerciali per aumentarne la redditività e potenziare il proprio ruolo di grande competitor nei mercati internazionali. La questione fondamentale presente in tutti i patti era ovviamente il disciplinamento delle tariffe doganali, quindi le imposte per lo più ad valorem sull'import e sull'export, quello che la fonte chiama il comercium. Le casistiche erano le più varie, con tassi che oscillavano dalla completa franchigia sino ad un massimo di solito 10-12% sul valore delle merci vendute o acquistate. Il comercium era per lo più stabilito su base ponderale e per questo quindi la fase di pesatura delle merci, peraltro soggetta anch'essa in alcuni casi a tassazione, era uno dei passaggi più critici e temuti dai mercanti lagunari, e giusto per questo i patti quindi erano sempre molto attenti ad evidenziare e a denunciare i margini di dolo e frode sottesi alla pesatura e quindi al calcolo delle imposte, reclamando possibile il privilegio di utilizzare propri pesi e misure e di affidarsi ad operatori di fiducia, ma pretendendo comunque in caso contrario le più ampie garanzie di trasparenza e integrità in queste operazioni. Non so se ci sono qui tempi. Qualche minuto? 5 minuti. Vado a chiudere, vado proprio sulle conclusioni, quindi nonostante questi patti contenessero sempre delle clausole di durata, l'estinzione dell'accordo era spesso determinata, piuttosto che dallo spirale naturale del termine finale, da circostanze sopravvenute, responsabili del mutamento delle condizioni di partenza e quindi capaci di invalidarne o sospenderne l'efficacia. Quando fatti nuovi, straordinari e ingiustificati modificavano gli equilibri raggiunti a svantaggio di uno dei due contraenti, la parte lesa si sentiva autorizzata, in maniera tacita o esplicita, a interrompere l'accordo e a decretarne la cessazione, in applicazione del principio, previsto sia dal diritto comune che da quello consuetudinario, della risolubilità del patto per alterazione delle circostanze. Le cause di sospensione o invalidazione coprivano una vasta gamma di situazioni,
la violazione di una o più clausole contenute nei patti, il verificarsi di condizioni di pericolo o di dolo per i mercanti, sino al mutamento in senso peggiorativo delle condizioni esistenti al momento della stipulazione del trattato, quello che sarà poi conosciuto in età moderna come clausola rebus sic stantibus. Più che di durata si potrebbe allora parlare, in riferimento ai patti, di tenuta, nel senso che questi accordi reggevano fin tanto che rimanevano inalterate le condizioni di stabilità, spesso fragili, conseguite in occasione della firma del contratto. Ma bastavano l'intervento di una qualche novitas, la trasgressione di una clausola, l'alterazione del quadro politico o l'indebolimento degli originari interessi economici per rimettere tutto di nuovo in discussione. Spesso poi a determinare l'estinzione dell'accordo e la necessità di doverlo rinnovare era più semplicemente una successione dinastica. Anche in quel caso, infatti, venivano automaticamente a modificarsi le circostanze di partenza, con la conseguente sospensione di ogni efficacia del trattato in questione, in attesa di una sua conferma da parte del nuovo sovrano. Ecco, insomma, non sempre o di rado il patto manteneva efficacia per l'intera durata della convenzione e doveva invece essere sovente rinegoziato per mutamento degli equilibri originari e l'alterazione delle condizioni di partenza. Faceva in qualche modo parte dei giochi. Si mettevano dei paletti che ognuno dei contraenti giurava di osservare, salvo poi spostarli a proprio favore non appena il patto era firmato. Tuttavia, la fragilità dell'accordo e la sua stessa continua rimessa in discussione rappresentavano per Venezia una risorsa indispensabile per negoziare ogni volta condizioni di mercato più favorevoli e vantaggiose o comunque per mantenere aperti i margini di contrattazione. Il presupposto del sistema era in sostanza il continuo patteggiamento dei termini e la loro costante riformulazione. Quindi in questo contesto, e chiudo, tutto ruotava attorno ad un caposaldo, il patto e la sua eventuale contestazione come occasione di dialogo, come momento di contrattazione e compromesso e come accumulo di soluzioni alternative. Un modo, forse l'unico davvero consentito, per fissare su carta diritti comunque fluidi ed incerti, per rivendicare ragioni e per mantenere sempre aperti gli spazi, così vitali per il commercio, del dialogo e della comunicazione. Grazie. Grazie mille per quel discorso sull'importanza di mantenere buoni rapporti fra i paesi dove si trovavano le piazze dell'oltremare e i franchi e veneziani che volevano fare commercio. Adesso facciamo una pausa per il caffè. Direi di 10 minuti, se possiamo tornare alle 11, continuiamo e facciamo le domande alla fine della mattinata. Grazie.